Iniziativa augurale e di buona Pasqua dei consiglieri comunali dell'Ulivo di Agrigento, Amel, Licata e Lauricella. I 3 consiglieri si siedono sugli scranni del Consiglio Comunale e, quasi come il Santo Padre dalla sua finestra in Vaticano, benedicono urbi et orbi la città, gli agrigentini, il questore, il prefetto, i politici ed ancora i professionisti, i commercianti, gli artigiani e poi ancora, quasi con compassione e sentimento di rassegnazione, gli emarginati, i poveri, i giovani, gli operai che, predicano i 3 consiglieri dell'Ulivo, aspettano il piano regolatore, il piano del centro storico, perché, ecco l'auspicio di Amel, Licata e Lauricella, si riaprano i cantieri e tutti possano portare a casa un salario sicuro. Ecco il verbo pasquale dell'Ulivo, l'appello, il messaggio alla città. Predicare allora bene e razzolare male. Se, ancora in tema pasquale, Agrigento e le sue speranze di sviluppo e progresso fossero metaforicamente Gesù, e se l'ultima cena fosse ancora metaforicamente l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Agrigento di martedì scorso, allora Amel, Licata e Lauricella sarebbero i novelli Giuda. Così replica oggi ai consiglieri dell'Ulivo anche il vice sindaco Maria Pia Vita. Spieghiamo il perché alla città, alla stessa città a cui oggi i 3 consiglieri si rivolgono augurando buona Pasqua ed un futuro prospero di felicità e di benessere. Il Consiglio Comunale esamina delibere che dovrebbero consentire la realizzazione di centinaia di posti di lavoro e loro, i consiglieri dell'Ulivo, adottano un comportamento dilatorio. Gli investitori del Nord Italia sono pronti a gettare dalle proprie mani su Agrigento milioni e milioni di euro, soldi che rischierebbero altrimenti di essere destinati altrove. E loro, i consiglieri dell'Ulivo, loro, Amel, Licata e Lauricella, si nascondono nell'orto degli ulivi, aspettano Gesù, la città di Agrigento, lo baciano e lo consegnano ai romani di Ponzio Pilato. No alle centinaia di posti di lavoro, no allo sviluppo e al progresso, sì al teatrino della politica, come hanno gridato durante le ultime sedute del Consiglio Arturo Tortorici di Alleanza Nazionale, Maurizio Calabrese dell'Udeur, i consiglieri socialisti Domenico Vetro ed Emanuele Rizzopinna, il capogruppo UDC Giuseppe Gramaglia, il consigliere dell'UDC Giuseppe Capraro ed il consigliere di Forza Italia Davide Tedesco. Buona Pasqua, scrivono Amel, Licata e Lauricella. Buona Pasqua agli operai che aspettano che si riaprano i cantieri ed in attesa di un salario sicuro, agli emigrati che sognano un mondo di gente uguale senza differenza di colore, ai professionisti, ai commercianti, agli artigiani, perché rifiorisca la vitalità delle loro iniziative e si diffonda il benessere per la comunità e le loro famiglie, agli emarginati, ai poveri che vivono in solitudine perché finalmente riescano ad essere ascoltati. Ed infine buona Pasqua al sindaco che, se invece d'essere piazza fosse veramente in piazza, capirebbe cosa pensano di lui gli agrigentini. Concludono Amel, Licata e Lauricella. A voi giovani agrigentini, a voi operai, a voi disoccupati, a voi emigranti, al piazzale Rosselli la mattina, all'alba, da Agrigento in Germania in sole 24 ore, a voi tutti buona Pasqua da Teleacas.